Eccoci qua con Francesco Succo, allenatore della Juniors della Nuorese. Risultato finale 5-1, insomma non c'è stata partita, dai primi minuti avete ipotecato il risultato. Dai primi minuti, esatto, come dici tu, la partita si è messa in discesa da subito, anche se poi, come accade spesso, il fatto di essere in vantaggio 4-0 cala un po' la concentrazione. E devo dire che questo aspetto non mi è piaciuto più di tanto. Ecco, nel secondo tempo insomma un po' di leziosismi di troppo, tra l'altro su uno di questi è nato il gol del Forni. Ovviamente voi siete una macchina da gol, quindi dovete magari anche in queste occasioni, quando si vince così bene, cercare di stare attenti dal punto di vista anche della concentrazione, no? Il problema principale è proprio quello, perché giocare, ecco, ripeto, essendo in vantaggio 4-0, un calo di concentrazione c'è stato, e purtroppo questo a me non mi va bene, perché lasciamo perdere il gol, perché non sto lì a spiegare come è andato, però era un gol che si poteva evitare, ed è proprio perché quando la concentrazione viene meno capita anche quelle brutte figure. Ecco, tu sei stato chiamato insomma, a guidare la Juniors della Nuorese dopo l'esperienza a Orani, ormai insomma, ti stai specializzando diciamo, nel lavorare con i giovani. Come vedi i ragazzi insomma, che sono venuti quest'anno a Nuoro, che hanno scelto la Nuorese per un progetto importante, no? Beh sì, innanzitutto sono contento che mi sia capitata questa occasione. A Orani purtroppo è andata male. Quello che mi avevano proposto non mi andava bene, un mese dopo è arrivata la chiamata della Nuorese e sono felicissimo. Abbiamo un gruppo di ragazzi, oltre che essere bravi, sono eccezionali, lavoriamo bene durante la settimana, facciamo tre allenamenti alla settimana, poi l'obiettivo è farli crescere prima di tutto come uomini, poi come calciatori, con la speranza che il più possibile arrivino in prima squadra, perché una società come la Nuorese, che gioca in eccellenza, che punta magari a tornare in Serie D, non avere un settore giovanile all'altezza. Infatti da quest'anno stiamo ripartendo da zero, devo dire che i risultati ci stanno dando ragione. Certo. Ecco, tra l'altro la speranza è che quella di avere magari tra qualche mese, tra qualche anno, un campo bello come quello di Forni che è stato appena inaugurato, no? Guarda, devo dire che io venendo da Orani ho notato che c'è una rivalità contro la Nuorese impressionante. Sembra che a Nuoro sono tutti contro la Nuorese, infatti io questo non riesco a capirlo. È la società principale che ha fatto la storia del calcio in provincia, eppure la gente non collabora, il problema a campo è proprio un neo. E purtroppo non possiamo fare diversamente, perché campi non ce ne sono. Certo, per chiederti che è una valutazione sul campionato regionale, insomma voi siete partiti alla grande, 3 vittorie nelle prime 3 partite, secondo te quali saranno le squadre che vi creeranno più problemi nella conquista dei primi 2 posti? Ma guarda, il campionato non è che lo conosca benissimo, però stando a come mi sono sentito con altri allenatori, alle chiacchiere che dicono intorno, e anche guardando la classifica di queste prime 3 giornate, credo che una delle favorite sarà il Taloro, il Tortolì. Insomma, le solite grandi. Probabilmente certo. Ci saremo anche noi, probabilmente. Sicuramente, diciamo noi. Lo siete già, diciamo. Benissimo, noi ringraziamo Francesco Succo, ovviamente facciamo un grande in bocca al lupo a te Francesco per questa esperienza a Nuoro, e naturalmente insomma, speriamo che possiate ripetere almeno la stagione dell'anno scorso, quando la squadra uscì praticamente ai calci di rigore con l'Usinese, la speranza magari di andare oltre, no? Ma la speranza quella non mancherà mai, noi ci stiamo allenando, ripeto, seriamente per cercare di arrivare, poi se poi non ci arriviamo, guarda, non sarà un dramma, ecco, perché ripeto, la cosa principale è che i ragazzi crescano. Se poi arriviamo fino in fondo, bene, tanto di guadagnato. Benissimo, noi ringraziamo Mister Succo e naturalmente insomma, speriamo di vedere la Nuorese sempre a certi livelli. Speriamo, ce lo auguriamo tutti. Grazie. Grazie a voi. Nuorese, Gabriele Ortu,
uno dei gemelli di Murtas, perché non li conosciamo, Marco numero 4, giusto? Sì. Poi abbiamo Matteo Loddo, giocatore più falciato della giornata, e Federico Biscu, che anche oggi ha messo lo zampino segnando un gol. 3 su 3. 3 su 3. Allora Federico, qui ci stanno bombardando gli aerei della NATO. Allora, raccontaci un po' di questa partita, insomma, troppo facile. No, all'inizio la verità è stata un po' sofferta, anche se abbiamo fatto subito il gol. Non riuscivamo a uscire perché eravamo pressati, stavano giocando molto alti, ci marcavano quasi a uomo. Poi dopo un po' siamo riusciti a giocare un po', è riuscito a segnare Falchetto, doppietta lì, e poi nel finale abbiamo chiuso sul 5-0 con Diego. Ecco, tu naturalmente adesso sei anche doppiamente felice perché ti è arrivata una notizia, giusto? Mi ha chiamato Andrea Mameli a Babbo e mi ha detto che sono convocato per domani contro il Sampdoria. Ebbene, non poteva chiamare te direttamente, il cellulare in campo non ce l'hai, no? Beh, Matteo, allora, tu ti sei fatto 800 km per venire da te e ti hai fatto picchiare anche a Fulmine, sì, come è ormai possibile? mi picchiano dappertutto, è una prassi. Ma il pallone te lo sei portato via poi a fine partita, no? Sì, non mi hanno lasciato neanche quello che ti dico. Poi neanche con te a terra veniva fermato il gioco, ormai sono abituati a vederti per l'arbitro te. ce l'aveva come dal primo minuto, non mi ha dato 2 rigori e poi niente, prendevo calci dappertutto. Invece Marcolino, Sì. allora raccontaci come si stanno comportando questi nuovi arrivati. La squadra mi piace molto, siamo molto uniti dal punto di vista caratteriale, giochiamo, ognuno gioca per l'altro. Pensavo per conto suo. Tutti quanti giochiamo per dare il meglio, non vogliamo mai, anche se oggi qualche azione siamo... Scusate, fatelo respirare che non ha ancora preso... Ma speriamo di continuare così. Dimmi una cosa, aspetta. Bene, sì. Attenzione. Voi siete cucuri. Siamo gente seria. Eccoli qua. Chi siete? Presentate. Lui è già lui è un attore. Lo conosciamo. Paolo Cucuru, difensore centrale. Sorvoliamo su una cosa. Sorvoliamo. Figlio del presidente, lo diciamo perché Figlio del presidente. Accostato, ma lui giocherebbe comunque, anche perché sono tutti attaccanti in questa squadra, se non giochi. Sono tutti attaccanti. Sono i campioni, i nani. Di Paolo Cucuru! Ecco capitano. Fatti ammonire. Presentatevi il capitano. Complimenti. Il capitano sarebbe lassù ed è Walter Ruda. No, che oggi non va intervistato perché ha fatto una cosa da mai dire il gol. Lasciamo perdere. Allora, Francesco, come è stata questa partita? Beh, è stata molto interessante, direi che è stata... Ma sono io che intervisto, io sono Bruno. Io ho il microfono. Allora, intervistiamo qua, buonasera da Mediaset, Bruno Longhi, qua c'è Falchetto, autore di ben... Quanti gol hai fatto Falchetto? Perché ho perso il conto. Uno. Ciao. Uno, addirittura uno. Ma si dice che sia penalizzato dal campo Falchetto. La palla rimasta troppo bene. No, perché avevo la scarpa slegata. Arrivederci, se no ci mollano a piedi. Beh, da qui a Nuoro non è così lontano. Ciao e forza Nuorese. Ciao ragazzi, in bocca al lupo. Figa! Ciao.